conducendo, vabbè. Poi iniziamo anche insieme, dai. Vieni pure Massi. Un po' più a destra per favore, anche qua vieni, ok. Amici di Twitch, buonasera, come al solito pre-partita, gli amici a casa non lo vedono ma c'è una cornice fantastica, compagnia di Massimo Salvatori, è davvero bello, da Alghero, numerosi, siete qua da che ora? Dalle 4 per prendere i posti, no? Sono qua dalle 5 pre-partita, il tifo si è organizzato in forza dell'entusiasmo che abbiamo creato in gara 2 e tutto ciò è sorprendente, non ce l'aspettavamo ma è veramente la cosa magnifica. Bello il contesto, Senoli e Alghero a spingere le loro squadre per una gara 3 che si annuncia entusiasmante e devo dire spero equilibrata. Corrado Alghero che è un po' come un diesel in questi ultimi due campionati perché ha iniziato arrivando in posizioni meno nobili, però poi quando arriva la post season e sale la posta in palio questa squadra tira fuori il meglio. Allora, è il periodo in cui le squadre di coach Fabrizio Longano, che è un grandissimo, in questo periodo arrivano preparate, hanno nelle gambe 40 minuti, 40 e tutto si allinea e quindi i risultati non arrivano a volte a caso. Esatto, io chiedo scusa a Fabrizio Longano, non Longano, Longano, come, o Longano? ho sbagliato io. Ah ok, perché qualcuno lo chiama Longano, qualcuno Longano, ma Io sono abituato a chiamarlo così. certo non toglie il palmarès di questo allenatore. Lasciamo parlare il pubblico, Massimo, grazie, ci sentiamo a fine partita, buona partita. Grazie Massimo. Sentite amici a casa che grande frastuono, questo per accogliere i giocatori in campo, ci sentiamo subito. Vieni lì. Approfittiamo amici a casa di questo momento di silenzio nel prepartita. Elia griffato di bianco-verde. Che emozione vedere il palazzetto così. Diciamo che dall'anno scorso siamo abituati, ma vedere anche questa bellissima cornice dei tifosi ospiti ci rende veramente orgogliosi, o sbaglio? Assolutamente noi ne siamo fieri. Speriamo insomma di andare via, di uscire. Sì, certo, scusa. Siamo tesi. Esatto, la tensione fa da padrone in questo momento, però tu che organizzi tutto, quanto è bello arrivare per primo e vedere le persone alla spicciolata, come si suol dire, tutti con la stessa passione, che si vinca o che si perda ovviamente. Ma alla fine infatti lo dicono anche loro, finita la partita siamo di nuovo tutti amici, Esatto. Infatti ci si stringe la mano, ci si dà una pacca sulla spalla, ma siamo adesso, da adesso in poi. E battaglia. Attenzione, guerra! Grazie Elia, ti lasciamo i tuoi preparativi, grazie mille. Aspettiamo Omar Caretta che intervisteremo tra poco e i Tauri che vengono presentati, anzi fanno il classico saluto di rito. 2 minuti e intervisteremo Omar Caretta.
emozione, parlavo con Elia e anche con Massimo Salvatori, emozione unica vivere queste partite, ma soprattutto questa cornice di pubblico. Noi siamo abituati ai nostri tifosi che hanno anche fatto una bella sorpresa all'ultimo allenamento, ma vedere anche gli ospiti gremiti del palazzetto è un orgoglio. Assolutamente, c'è un clima spettacolare, siamo carichissimi, ho visto i ragazzi che hanno le facce giuste. Qualsiasi cosa succeda sicuramente usciremo dal campo felici e orgogliosi di quello che abbiamo fatto e daremo il massimo per tutti i nostri tifosi che sono venuti infrasettimanale a salutarci. È stata una cosa bellissima, pelle d'oca, emozione, se lo meritano. Esatto, dici bene, se lo meritano. E tu che lavori a stretto contatto con i giocatori, specialmente sull'aspetto mentale, quanto è importante dopo una stagione di questo modo così trionfale riapprocciare dopo una sconfitta, perché quasi sempre le squadre che sono abituate a vincere non sanno mentalmente come reagire, non sono pronte, quindi... Però ho visto i ragazzi, non siamo mai stati abituati durante la stagione in situazioni del genere, però i ragazzi sono ragazzi che sanno combattere, sanno lottare, sanno dare tutto e oggi sicuramente ce lo dimostreranno. Ti ripeto, le facce sono quelle giuste e noi speriamo di uscirne col sorriso, ma a prescindere sarà un bello spettacolo. Grazie Omar, ti lascio la partita. grazie A presto. In bocca al lupo a tutti. Grazie mille. Ragazzi, noi ci spostiamo in postazione, fra poco partiranno i 20 minuti, ma è già iniziata una partita, quella sugli spalti. Rimanete connessi. So già che profumo avrà questo pane. So già che ne metterà un po' troppo. So già che diventerà brava come lei. So già che torneranno per il bis. E so già che mi cercherai ancora. Perché so di buono. Olio Secchi, l'olio che sa.
Vabbè, fatto sta che a Bologna tutti i playoff li ho fatti da lui praticamente. E se ha vinto il campionato è perché cucinavo io, mica perché Sono d'accordo, è anche un eccellente cuoco. È cuoco, specialità di Anto, si può dire? Ma mi piaceva molto il risotto con la salsiccia che faceva, zafferano. con queste mani qua. Ui. No, e lì a Bologna veramente ho fatto tutti i playoff praticamente da Marco. Sì, poi è tornato anche con me in macchina, ha preso una macchina in nave. Non ti dico la roba che ci avevamo perché era una roba. Lui ha viaggiato con un ventilatore in mezzo alle gambe. Niente, abbiamo preso la macchina, siamo tornati in Sardegna e via. Dopo che siamo stati una settimana in più a Bologna a festeggiare, che tornavamo tutti i giorni alle 6 del mattino ubriachi fradici, ovviamente. Questa si può dire, non vedono l'ora che la stagione finisca. Poi a giugno, gara 3 di playoff, era a metà giugno, c'erano 50 gradi a Bologna. Siamo rimasti una settimana in più lì. A far che cosa non si sa. Però... A vagare. Sì, dovevamo festeggiare, quindi siamo stati lì. Però ci siamo divertiti. Questo è tutto il bello dopo il lavoro, diciamo, poi c'è tutta la situazione difensiva ed è assolutamente bello. Poi si chiude la scena, diciamo, sugli allenamenti l'estate. E lì, aspetta Fabio, chiudo al volo. Sì. E lì, tornando al discorso di guardare gli allenamenti, anche lì andavo praticamente a vedere tutti gli allenamenti della Virtus in preparazione ai playoff, che allenava Alessandro Ramalli, un altro super allenatore che penso abbia dato una grande mano a Marco nel percorso di crescita, perché non è scontato, ma a 22 anni essere il playmaker titolare di una città storica come la Virtus Bologna, che dopo la retrocessione punta subito a vincere il campionato, non è facile, e penso sia stato per lui una grande opportunità giocare tanto, ma giocare tanto per vincere, che poi alla fine sono le situazioni che ti formano di più, perché Marco ha giocato in squadre, non so, viene in mente Bari, che forse non sono ritirati a metà anno, in squadre che lottavano per i playoff, e la Virtus era una squadra che lottava per vincere, quindi ogni anno uno step in più. E gli allenamenti, dicevo, ricollegandomi a prima, gli allenamenti con Diale e Ramagli, super, penso che lui sia stato super per la sua crescita, ecco. Lo dicevo, comunque Marco, ultima partita dei tuoi, continuate il vostro percorso in Europa, come sta andando? Come ti stai trovando, ti voglio chiedere. Ciao. Sì, ciao. Diciamo che era importante vincere, ribaltare la differenza canestri, questo ci ha permesso di qualificarci ai quarti di finale, pur avendo un'altra partita che se me la dovessimo vincere siamo primi, se non la vinciamo siamo secondi, quindi diciamo che siamo un po' più sicuri, un po' più tranquilli, no, di aver passato il turno, quindi ce la giochiamo con più tranquillità. Sta andando molto bene, però abbiamo sfiorato la qualificazione alla Coppa del Re, non ci siamo riusciti, il livello è veramente veramente molto alto, niente, adesso ci prepariamo per la seconda fase della stagione, che sicuramente sarà molto più impegnativa.
So già che profumo avrà questo pane. So già che ne metterà un po' troppo. So già che diventerà brava come lei. So già che torneranno per il bis. E so già che mi cercherai ancora, perché so di buono. Olio secchi, l'olio che sa. So già che profumo avrà questo pane. So già che ne metterà un po' troppo. So già che diventerà brava come lei. So già che tornerà
1, 2, prova, prova. 1, 2, 3, prova. One, two, prova. Buonasera, buonasera. Sa. Me lo puoi alzare? Io non mi sento. Vai. Sa. Sa. Sì ragazzi, sto facendo le prove perché oggi ho le cuffie. Lo so che mi sentite benissimo a casa. No, non mi sento io in cuffia. Paura che mi sta regolando. Salutiamo tutti i ragazzi già collegati. Atmosfera pazzesca. Non poteva che essere altrimenti. Gara 3. Se no urlo troppo perché i decibel del palazzetto sono elevatissimi. Stiamo cercando di regolare. Sassa
2 minuti prima dell'inizio della partita, sempre pronto. Sa. Vabbè, almeno mi isola, dai. Fregati, almeno mi isola, dai. Squadre già in campo. Clima, come detto, delle grandi occasioni. Innovius Senduri riunita. Eccoli qua, eccola qua la compattezza del gruppo. Cordedda, Tola, Capitan Merella, Pisano e Ubalek, queste le scelte di coach Piras. Dall'altra parte coach Fabrizio Longano manda in campo Manuta, Fumanti, Kerchi, Saud e Musso, ovviamente per la Coral, squadra che vince non si cambia. Come vi abbiamo raccontato nel corso del prepartita, c'è stato un match, ovvero in tribuna, spettacolare fra le due tifoserie, ma l'attesa è finita. Kerchi vince la prima palla a 2, nonché unica della partita. Fumanti, Saud. Subito per Kerchi, vuole attaccare, si fa vedere Musso, attacca al recupero, alza la parabola. Primi 2 targati Juan Musso. Cordedda servito da Pisano, si fa vedere Ubalek, palla in attacco di Federico Tola. Prima vittoria difensiva per la Coral Alghero. E quindi Tola sulle tracce di Saud, questa è la scelta da parte dello staff tecnico della Innovius Senduri. Ricordiamo 31 punti per Saud in gara 2, fallo subito. Due falli in un amen per Federico Tola, che è costretto a lasciare il campo al suo posto. Paolo Marreu, eccola qui la scelta di coach Piras, lo specialista difensivo sulle tracce dell'argentino. E quindi già una notizia, Tola con 2 falli. Con il nostro Jimmy che entra in campo per pulire il parquet. Grande Jimmy, ovviamente si può riprendere con Marreu attaccato a Saud. Eccola qui la difesa di Marreu che sta benissimo con lui. Subito pronto il numero 16 e quindi Merella, palla in mano, vuole attaccare fino in fondo. Capitan Merella sbaglia, controlla
il suo stesso rimbalzo. Fallo, 2 liberi, presumo, in arrivo per Capitamerella. Se ne sono andati 55 secondi, 2-0 Coral. Ubalek vuole attaccare Musso, eccolo qua Giri Ubalek, sbaglia il tiro, il rimbalzo nuovamente della Coral. Manunza va da Musso, davanti a lui c'è Ubalek, vuole riattaccarlo, rischia di perdere il controllo del corpo, trova Fumanti dall'angolo con personalità, ma ha sbagliato dal numero 9. Cordedda sbaglia, ritrova il rimbalzo. Musso. E quindi Saud, palla in mano. Musso si alza per la tripla con l'aiuto della tabella, arriva l'errore. Il rimbalzo è di Cordedda, che vuole subito servire Ubalek nei pressi del ferro. Raddoppiato, ma Ubalek in qualche modo cerca di trovare il tiro, controlla però il rimbalzo. Pisano da 3, Marreu col tap out che però premia Saud, dietro schiena, si arresta da 3 punti. Saud, Juan Diego Saud continua sulla falsa riga di gara 2, altra tripla prima di questa serata, e fate pure 9 il computo delle triple. Computo delle triple di Saud in questa serie. E Sennori che non ha ancora trovato il canestro, e ovviamente la Coral Alghero è galvanizzata da gara 2. Marreu su Saud, scelta importante questa per far stancare il numero 7. Saud batte Marreu, scarica per Fumanti nei pressi del ferro, e fate pure 7-0 per la Coral. Ubalek nuovamente per Cordedda che si alza con un tiro pesante, non va. Sennori che deve assolutamente sfruttare i canestri del pitturato, l'arma letale di questa squadra, la fisicità. I canestri dentro l'area è stata la chiave in gara 1, stanno un po' mancando in questi primi minuti. Pisano ovviamente non si spende e si sporca le mani cercando di rubare il pallone. In qualche modo la Coral rimane in attacco, ultimi 5 secondi, Fumanti nei pressi del ferro. Che canestro del numero 9, che dimostra di avere grande personalità. Palla persa Sennorese e ovviamente coach Piras chiama il time out. Avvio migliore non poteva chiedere la Coral, e Sennori non poteva augurarsi avvio peggiore in questo caso. 9-0 per gli ospiti, che sono galvanizzati da gara 2, che gli ha permesso così di portare la serie in parità, e quest'oggi ci si gioca tutto. E amici a casa, capite anche quanto la palla canestro sia bella e anche imprevedibile. Si può vincere tutta la stagione, ma poi arrivano i playoff e tutto si azzera. Dimostrazione non solo in questo campionato, ma anche in quello di Serie D. Sì, morì.
quindi squadre che sono tornate in campo dopo il time out, primo time out di questa sfida, chiamato obbligatoriamente da coach Piras. Saud usa il piede per ad uscire, per eludere l'intervento di Marreu, palleggio l'effettino, errore, Ubalek controlla e serve Pisano. Marreu torna dal numero 21, si vuole cavalcare Cordeda che riceve Andrea Cordeda. Primi due della sfida per i Tauri, 9-2. Musso, che intensità questa gara 3. Saud si alza da 3, 2 rimbalzi su ferro e tabellone e possesso che torna alla Inoviu Sennori. Ubalek sotto da Cordeda, scambiano i due, eccola qua la premiata ditta Cordeda Ubalek, confezionano i 2 punti, che significa -5. E poi Marreu commette il fallo intelligentemente, in questo caso cambio, si alza il quintetto. (5:51) da giocare nel corso del primo quarto. Marreu che prende la via degli spogliatoi, speriamo non si tratti di nulla di grave per lui. Saud per Musso, vogliono collaborare i 2 giocatori con la maglia dell'Albi Celeste, realizza Musso con l'aiuto del ferro e tabellone, doppia cifra scollinata dalla Coral Alghero. Cabras appena entrato in campo vuole subito fare la voce grossa, trova l'angolo giusto, sbaglia, ma poi Cecini Ubalek, eccolo qua il campione, mai sottovalutare il numero 40, fuori per Fumanti, lasciato completamente solo, si alza da 3, dedica la tribuna con la faccia giusta, con l'atteggiamento giusto ai ragazzi della Coral. E quindi Cordeda che vuole attaccare Cherchi, fa spallate, 2 liberi in arrivo. Che faccia di Andrea Cordeda, la faccia delle grandi occasioni, lui che ha già vissuto questi palcoscenici, ha giocato con le maglie del Sant'Orsola e della Santa Croce Olbia, come anche Federico Tola, e sanno bene cosa significa giocare partite da dentro o fuori. Ovviamente lo sa bene anche Capitan Merella, che ha colloquio con l'arbitro dentro il primo di Andrea Cordeda. Doppiata Sennori in questo momento della sfida, 14-7 per gli algheresi, e siamo soltanto a metà del primo quarto, ma già davvero un'intensità unica, 2-2 per Andrea Cordeda. Saud, che palla di Saud per Manuzza, che è costretto poi a tornare da Fumanti. Saud poi si prende la tripla, secondo errore della sua sfida, ma con sicuramente le scelte giuste il numero 7. Pisano, Ubalek in punta, vuole andare da Cabras, che però commette infrazione di 3 secondi. E palla persa Sennorese, la quarta in questo primo quarto. Fumanti vuole andare da Cherchi, rispolca il possesso Pisano, poi si getta sulla traiettoria Merella, l'ultimo tocco è proprio il suo. È tornato in panchina Paolo Marreu, speriamo che possa rientrare e possa essere nuovamente nella sfida. Ed ecco il primo cambio dentro Marco Cesaraccio, subito riposo per Saud, il protagonista che non ti aspetti, il numero 0 in gara 2, 17 punti, ha coadiuvato Saud. No, per rispondere in chat gli arbitri non sono gli stessi di gara 2, nel mentre Musso tripla dall'angolo, terza tripla degli algheresi che sono un fattore da l'arco. Quest'oggi l'atmosfera ha anche, come dire, è andata contro Pappura, ha messo i bastoni fra le ruote a Pappura, purtroppo
le camere che tanto abbiamo apprezzato in questi giorni dei nostri replay non ci saranno per almeno i primi 2 quarti, in quanto non è riuscito Papura, anzi è riuscito a montarlo. Puoi dirlo tu cosa è successo? Ho montato tutto quanto, si è scollegato, è saltato internet un attimo, come è saltato loro si sono scollegati e poi riavviato tutto. Quindi Sono sopra i canestri. ovviamente, esatto, sono sempre attaccate ma sono scollegate, bisogna portare a casa il bottino, quindi meglio una diretta classica che bisogna stare senza replay oggi. Va così per i primi 2 quarti. E quindi 8-17. Come detto, fino a questo momento abbiamo 3 punti per Saud, 7 a testa per Fumanti e Musso, per Senori 4 di Cordedda e anche per Giri Ubalek. Senori però non esce al meglio da questo time out. Cesaraccio palla in mano, vuole attaccare Merella, numero 12 rimane sulle sue tracce, si va da Manunza, si prende lo step back di Mancina, il tiro però si stampa tra ferro e tabellone e quindi nuovamente capita Merella, palleggia, resta il tiro da 3 punti, eccolo qua, il capitano si iscrive a referto con un tiro pesante, 11-7 meno 6. È il suo campo! È il suo campo! Che eleganza, il tiro però è sbagliato e quindi vittoria difensiva senorese, la seconda consecutiva. Ubalek riceve, si arresta, Giri Ubalek 6 punti in questo avvio, ha già doppiato la prestazione di gara 2 e Senori che torna a contatto. Cesaraccio palla in mano, vuole di nuovo aspettare l'uscita di Cherchi che prende il blocco da Fumanti, che poi si apre e riceve spalle a canestro. Ancora Fumanti per Manunza, Senori che sta assolutamente facendo salire il volume della radio, specialmente in difesa. Non si sente niente, neanche i giocatori in campo hanno sentito il fischio degli arbitri. Palla per Salguero, infrazione di 24 e quelli che sentite sono i tifosi senoresi. E noi ringraziamo tutti i 250 spettatori su Twitch, considerando anche che quel palazzetto non lo so, ma penso più di 1000-1500, non lo so, no, non li contiene, 1000 forse sì, sto esagerando, mi dice Papura. Quanti saremo qua? Chiedo al tifosissimo qui a fianco a me una stima. 500. Qua abbiamo 500 persone al campo e 250 collegate. Pugioni nel mentre entra in campo e lo fa con la faccia giusta, attaccando il ferro e realizzando 2 punti. 6 in gara 2 è stato Cesaraccio a vincere questa personale sfida e Pugioni a fare la voce grossa in questo primo quarto. Fumanti, tripla di Fumanti, non segna più la Coral e Senori che lì con un parziale aperto di 8-0. Pugioni vuole andare sotto da Cabras che riceve, si svita e ne mette 2. 17 pari. Eccola qua la grinta di Matteo Cabras. Quanto sentono questa sfida. Tantissimo i ragazzi in campo, ovviamente anche i tifosi. Saud si arresta, sbaglia, si combatte alla meglio Senori con Pisano, vuole andare fino in fondo, Pisano alza la parabola, fallo antisportivo di Saud.
Fallo antisportivo fischiato contro Saud, che poi si lascia andare in un gesto di stizza contro Merella, che va viso a viso. Ovviamente la tensione anche questa, fallo tecnico a Merella. E anche questa gara 3. Facciamo ordine, amici a casa, facciamo ordine. Fallo antisportivo contro Saud, che poi è andato a contatto con Merella. Ovviamente la tensione fa anche questo. Succede, però l'arbitro non ha visto il gesto di Saud, ha visto poi la provocazione di Merella e fallo tecnico al numero 12, che è assolutamente cascato nel tranello di Saud in questo caso. Il numero 7 è molto esperto anche in questo tipo di situazioni. Merella che è molto nervoso sin da gara 2. Ed è una battaglia di nervi, amici a casa, non solo una sfida a livello tecnico e tattico, ma anche una battaglia di nervi. Quest'oggi volevamo darvi il miglior servizio possibile con replay come al solito e statistiche le penultime che avete visto, ma purtroppo quest'oggi qualsiasi cosa è andata contro al nostro Pappura. Rimarremo così, tradizionali, fedeli anche alla telecronaca. Cercherò di essere il più preciso possibile con i falli, situazione falli, punti eccetera. Cesaraccio sbaglia il tiro libero del fallo tecnico e mette d'accordo tutti. Che bella questa immagine, Gianni Mosso che ha richiamato Capitan Merella e le ha detto sorridi, divertiti. Questo è anche l'esperienza di un allenatore come Gianni Mosso. Belle parole queste del nostro vice allenatore, o meglio senior coach Lunetta per Pisano. 2-2 e Seniori che trova il primo vantaggio in questa partita sul 19-17, da 17-8 a 19-17. È entrato in campo Alessandro Verlik, assoluta arma in uscita dalla panchina, anche se nelle ultime sfide è stato utilizzato nello starting five. Fugioni sino in fondo, segna, subisce il fallo e va in lunetta con il tiro libero supplementare. Quarto punto per Stefano Pugioni, che è entrato con la faccia giusta. Che spettacolo Capitan Merella, non l'avete visto? Era fuori dall'inquadratura. È uno spettacolo il numero 12, come uno spettacolo il numero 5 in lunetta, che davvero quest'oggi non vuole lasciare niente al caso. Dentro con libero aggiuntivo Seniori sul +5 per fare chiarezza, anzi per dovere di cronaca. Gli arbitri di oggi sono i signori Davide Frau di Oristano e Alessandro Cocco di Cagliari. Busi è entrato in campo nel mentre. Saud, blocco di Busi, vuole spezzare il blocco, come si suol dire, il raddoppio dovuto dallo show difensivo del centro, che in questo caso Cabras ha aperto l'angolo difensivo. Voleva passare in mezzo Saud e si guadagna così un giro in lunetta, perché Seniori è già in bonus. Grandissima intelligenza cestistica del numero 7. Un minuto e 06 alla fine di questo bellissimo, scoppiettante, divertente primo quarto. 22-19, un possesso pieno tra le squadre.
Pugioni attacca, si arresta mentre perde l'equilibrio, il tiro va fuori bersaglio. Saud è già dall'altra, sbaglia però il passaggio destinato a Scalise. E Merella che dopo la situazione precedente non molla Saud di un centimetro. Già 3 cambi per Sennori, Pugioni, Cabras e Verlich, così come per Alghero con Saud diabolico, ruba il pallone, serve Busi che poi però è contrastato da Verlich che però commette fallo, 2 liberi per Joele Busi che sta giocando poco, ricordiamolo, per un problema fisico. Non al meglio anche qualche giocatore della Innoview. 37 secondi, il primo quarto interminabile. Abbiamo visto una partenza sprint della Coral, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso. Addirittura vantaggio sul 14-7. Poi però Sennori ha ritrovato le contromisure con gli accorgimenti offensivi e anche difensivi. Sbaglia Busi ma al rimbalzo premia Saud che trova Scalise al tempo di prendere il tiro. Coral che però non sta più trovando con regolarità il fondo della retina e quindi Cabras è già dall'altra parte, centro fuori per Ver, piedi a posta Alessandro Ver, sputato Ferro, nuovamente Saud, una serie di finte, shake and bake, tripla Saud, che giocatore, seconda tripla della sua partita ed è anche il suo 7° punto. Merella allo scadere sbaglia e finisce così il primo quarto di gioco, 22 pari. Che emozioni! Beh, sicuramente il nostro Papu queste partite le ha già viste, ma io sono curioso di sapere se il nostro Nicola Bianchi ha mai avuto l'onore di vivere queste atmosfere. L'anno scorso le abbiamo vissute, ma nella pallacanestro è davvero raro in queste zone. No, mi ricordo solo una gara playoff in Serie D molto bella, sempre qua a Sorso, quando giocavano a pallacanestro Sorso, e c'era veramente un entusiasmo molto, diciamo, molto importante, però questo stiamo parlando già di un altro livello, qua davvero siamo a livelli davvero alti, molto bello, un'intensità molto molto importante. Questo per fare capire anche agli amici a casa che è quasi impossibile per noi che stiamo lavorando non farci trasportare. No, è molto complicato anche perché c'è un chiasso incredibile, anche tra di noi è un problematico capirci. Esatto, concordo in pieno. Ovviamente mancano i replay, mancano le statistiche, quelle nuove, perché Fipstat adesso ve lo metteremo in grafica, non per colpa di Papura che qua dalle 3, amici a casa, ha provato a darvi il solito prodotto di qualità, ma non mancano i pronostici, quindi votate per l'esito del secondo quarto di gioco. Ed è un po' come riniziare 0-0, 22 pari, primo quarto scoppiettante, segno di palla in mano. È stata più in vantaggio Alghero che la Innoview in questa prima fase. È tornato Tola, si è leggermente riabbassato il quintetto. Pugioni, palleggio vivo, Monte vuole rubare il pallone ma Pugioni è più bravo, sbaglia il tiro, in qualche modo Tola. È una tonnara lì sotto, è una tonnara davvero, alla meglio Tola.
rimessa dal fondo affidata ad Alessandro Verlik, si muove Cabras e riceve. End off con Federico Tola che si prende il tiro da 3. I ferri stanno sputando qualsiasi conclusione da una parte e dall'altra, bisogna essere chirurgici per segnare in questa partita. Ci prova Saud, vedete come il ferro abbia sputato anche questa conclusione. Verlik che già dall'altra fa saltare il difensore, si alza da 3. Alessandro Verlik, eccola qua, la personalità del numero 14 che ovviamente è abituato a questi palcoscenici, lui che ha realizzato più di 2000 punti con la maglia di Calasetta, e segno sul +3. Pronto a tornare Alessandro Pisano. Pugioni che va da Tola, schermato Verlik, deve andare a portare un blocco a Cabras, infatti il numero 13 trova spazio con l'aiuto del ferro, ne mette altri 2 e poi va a galvanizzare la sua squadra. Gioele Busi torna da Saud che chiama lo schema, primo momento di difficoltà per la Coral, sotto di 5 punti. Fumanti vuole attaccare, si chiude la difesa, torna da Monte, si alza da 3 Monte, il rimbalzo è preda di Alessandro Verlik che è entrato benissimo in questa partita. Cordedda vuole prendere posizione, lo fa, riceve, si svita, secondo ferro. Busi a rimbalzo, anzi Fumanti che controlla il possesso e poi riceve il pallone. Scalise torna dal suo numero 9, situazione di gioco rotto, Saud è chiamato a inventare qualcosa, Verlik sta benissimo con lui, ultimi 5 dell'azione, Saud da casa sua, Saud secondo ferro, 2 su 6 da 3 per l'argentino e quindi Tola da solo contro 3 maglie blu va fino in fondo. Federico Tola, 2 sicuri, terzo in arrivo, tutta l'energia del numero 17 e adesso sì che arriva il +7 e adesso sì che lo vediamo, tutto l'ardore cestistico di questi ragazzi e tutta l'esperienza nei campionati di Serie C. Federico Tola non fa sconti a nessuno, time out. Coach Longano. Mentre Saud è salita a quota 8, 7 a testa per Musso e Fumanti, come vedete a destra della vostra grafica, 6 per Ubalek, 5 Pugioni, 4 Cabras e Cordedda, 3 Verlik, 3 Merella, 2 Tola e 2 Pisano, tutti hanno segnato e ovviamente la compattezza del gruppo è tutto e non potevano che dimostrare questo in avvio di match. 2 falli a testa per Tola e Merella. Sbaglia anche il secondo tentativo con il primo che è stato fatto ripetere, il tiro libero aggiuntivo. Scalise già dall'altra, 2 punti per Scalise, sono anche i 2 falli per Monte, quindi Monte, Merella e Tola a quota 2 falli. Questa è la situazione dei falli, infrazione di metà campo commessa da Pisano. Torna in panchina Cabras, rientra Giri Ubalek. Sette minuti abbondanti, anzi 7 minuti scarsi alla fine di questo secondo quarto. Saud fino in fondo, contrastato da Ubalek che gli oscura la vallata e quindi già dall'altra parte con situazione atipica di playmaking, ma è in grado il numero 40 di portare palla, si isola, va fino in fondo, fallo subito, 2 liberi
Giri Ubale che sta facendo, la voce è grossa, 6 punti e giro in lunetta per il nativo di Praga. Ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma io vorrei sciorinare un po' tutto il suo palmarès. Lui che ha iniziato, come sapete, con la Dinamo Sassari, unica esperienza sarda, questa è la seconda, ma ha girato il mondo, soprannominato il Giramondo. Giri Ubalek da Videolina ed è tornato proprio qua a Sennori, centro del suo mondo, e sta veramente continuando a predicare pallacanestro alla veneranda età di 42 anni. Realizza il secondo, 50% di conversione, 30-24. Sennori con 2 possessi pieni di vantaggio, e quindi Musso vuole attaccare Cordedda che gli sporca il possesso. L'ultimo tocco è del numero 3 che esulta nonostante la rimessa rimanga la Coral, perché sa quanto conti l'intensità in queste sfide. È la classica sfida da win or go home, come direbbero dall'altra parte dell'oceano. E poi falla in attacco di Fumanti, ottima posizione del nostro professore, che non lo è solo in attacco, lo è soprattutto in difesa. Esatto, sul Papura che si aggancia al mio win or go home. È un po' come se fosse una gara a 7 in NBA, uno pari, questa è la bella, come si suol dire. E che atmosfera, davvero incredibile. Sennori una partita da dentro fuori non l'aveva mai vissuta, perché l'anno scorso la sfida con Gorizia era andata e ritorno. Siamo arrivati in gara 4 con la Torres, questa è la prima storica sfida da dentro fuori. Verlik, palla in mano, serve Ubalek, raddoppi della Coral. Verlik si alza da 3, Alessandro Verlik, 2 triple, e questo Alessandro Verlik, il giocatore forse più talentuoso che la Innovi Sennori dispone, se non il più talentuoso di tutto il campionato. Lo ha dimostrato negli anni a Calasetta, lo sta dimostrando in questa partita, e quando conta lui c'è. Detto più volte, un diesel, il numero 14, che sembra entrare in forma proprio nei momenti migliori. Lui che ha iniziato con un prema alla spalla, va anche a subire fallo. Che mordente il numero 14, e salutiamo ovviamente suo padre Massimo che ci segue da Novara e tutti gli amici di Castelnuovo. Continua a confermarsi la costante ai liberi, ovvero una percentuale bassa rispetto agli standard, realizza però il secondo. 2 su 4 negli ultimi 2 giri in lunetta, 2 punti lasciati lì, ma Sennori che sale sul massimo vantaggio in questa sfida, 34-26, dopo un avvio direi shock con la Coral che ha iniziato benissimo, però poi sta un po' subendo la pressione e la capacità di Sennori. Arrivano 2 liberi per Scalise che è andato letteralmente a lucrare il fallo, perché Ubalek e Cordedda erano con le braccia alte. Scalise è inciampato, lunetta per lui. Primo fallo per Giri Ubalek. Questo è il quarto punto di Scalise, che riporta i suoi sul -6. Tola per Pisano, prende la mira Alessandro Pisano, dentro fuori, non fortunato il nativo di Porto Torres.
e quindi Musso, Scalise, palla a terra, contatto, si arresta, Ubalek lo stoppa, non concede niente Giri Ubalek in difesa ed è già dall'altra parte, marcato da Saud. Non leggono il mismatch perché trovano un tiro migliore per Tola, però poi c'è il rimbalzo di Giri Ubalek che aveva già posizione e ne mette altri 2. 10° punto per Giri Ubalek. Saud, Musso si prende la tripla, Musso secondo ferro, Verlik fa il vuoto a rimbalzo e quindi Cordeda è già dall'altra, si può prendere la tripla, Andrea Cordeda, primo ferro, Pisano, non basta il suo impegno perché Saud controlla la sfera. Segnalazione arbitrale. Segnalazione arbitrale simile a gara 2, se vi ricordate amici a casa, con il signor Kerchi che ha cambiato la scelta dell'altro arbitro per questione di zone di competenza. Me lo sono fatto spiegare anche, non è che gli arbitri, Papura lo sa bene, lo spiego agli amici a casa, non è che gli arbitri cambiano decisione così, è questione di zona di competenza. Quell'arbitro, ovviamente l'arbitro sulla linea di fondo ha fischiato un determinato fallo, l'arbitro che aveva la zona di competenza ha cambiato la scelta, quindi possesso che rimane alla Coral. Manuzza per Cesaraccio, mancano 4 minuti e 40 alla fine di questo secondo quarto, partita davvero bella, non potevamo chiedere altrimenti per questa gara 3. Sbaglia Musso, si ostacolano Verlik e Ubalek, ma comunque se non ritrova il possesso. Cordeda a posizione, Andrea Cordeda, eccoli qui i 2 punti nel pitturato, sta aumentando di giri proprio nei pressi del ferro line of view Musso. Altro fallo per la difesa senorese, primo fallo. Esce Alessandro Verlik, qualche secondo di riposo, impatto pauroso del numero 14. 6 punti, forse anche 7, controlliamo quanti punti ha Ale Verlik. Sette punti, infatti, ricordavo bene, 7° punto per lui che è davvero entrato con le marce elevatissime. Musso attacca il recupero, fa saltare Pisano, si prende il tiro che però va fuori misura, lamenta un contatto Musso. Pisano supera la metà campo, vuole andare da Cordeda, grande taglio di Tola che offre una linea di passaggio, fa saltare Saud, sbaglia da vicino, ma Senori che ha trovato il vantaggio, segna e subisce il fallo Andrea Cordeda, potenziale gioco da 3 punti, eccolo lì il numero 3 che va a caricare i suoi tifosi, uno dei canestri più spettacolari di questa serie, ed eccolo che arriva il vantaggio in doppia cifra, 12 punti con possibilità di aumentare. Sbaglia libero aggiuntivo, è Saud che quindi può imbastire un'altra azione offensiva. Saud pressato da Cordeda, torna da Kerchi, va nell'angolo da Cesaraccio, si prende il tiro da 3 punti. Cesaraccio primo ferro, si combatte a rimbalzo, Musso alla meglio, poi sbaglia da vicino, la Coral non trova più il canestro. Tola nasconde il pallone, scambia con Ubalek, corregge tutto Giri, come si intendono
in questa sfida, tutt'altro atteggiamento. Ed è questa la classe dei campioni che si vedono proprio nei momenti di difficoltà. Saud attacca, Saud sino in fondo, si sbatte contro la difesa. Ubalek è già dall'altra, con Merella, schiaccia per terra. Ma che giocatore è Giri Ubalek! Playmaker in questo caso, assist al bacio e invita Merella a rallentare il ritmo. MVP di questi primi 18 minuti Giri Ubalek. Cordeda sino in fondo, Andrea Cordeda, fallo in attacco. Fortunatamente Paolo Marreu è della partita. Non sappiamo cosa si sia fatto, ma sappiamo che qualsiasi dolore abbia, lui rimarrà sempre in campo. Sequenza bellissima quella di Giri Ubalek, che quest'oggi sembra aver pensato a gara 2 e ha messo in campo una prestazione davvero professionista fino a questo momento. Tapin sotto canestro e poi il tuo playmaker di 2-10 che porta palla e schiaccia per Merella. Grande classe e grande controllo del corpo, perché è raro vedere un pivot portare palla come Ubalek, che dispone di una tecnica sopraffina. Musso va dentro col tiro libero. 44-30, segno di che ha preso il largo sul più 14. Ubalek si vuole alzare da 3 punti. Giri Ubalek ci mette anche il tiro da 3. Palla per Salguero. Sentite il coro. Quanto si gasa Giri Ubalek in queste occasioni, ma soprattutto fa gasare tutti noi. È questo il giocatore che conosciamo. Tripla in stile Gorizia, senza passare il pallone, ma ha ragione lui. Che giocatore il numero 40. Non si può non esaltare le sue gesta alla veneranda età di 42 anni, ricordiamolo. Puggioni attacca, Puggioni nasconde il pallone, fallo di Cesaraccio. Io personalmente, amici a casa, mi sono alzato in piedi indicando Giri Ubalek, che a sua volta ha indicato la nostra postazione, perché me l'aveva promesso. In caso di tripla la dedica era obbligatoria e così è successo. Che giocatore davvero, non so più cosa dire, ho finito gli aggettivi. Puggioni realizza. Saluto il mio fedelissimo compagno di squadra Lucio Usai, che ci segue in chat. È ancora presto per dire quello che hai scritto, magari più tardi lo diremo. Fuori per Musso, che controlla il corpo, si alza da 3, quasi un tiro della disperazione. Manunza rimbalza, adesso Sennori alla meglio. Sta veramente facendo la voce grossa, con le mani addosso, con la voglia. Marreu dall'angolo per azzannare la sfida, il tiro che non entra. Marreu ci mette anche il rimbalzo per un momento, poi Coral che torna dall'altra. Prendiamo fiato, 90 secondi esatti alla fine di questo secondo quarto. Saud, c'è bisogno dell'argentino per la Coral, si prende la tripla, va corta sul primo ferro. Merella di tocco, Puggioni che una scheggia, il numero 5. Merella vede Marreu nuovamente, non si prende il tiro, decide di ragionare con i suoi. Ancora Puggioni, si arresta, fallo di Manunza, 2 liberi. E vedete, il primo a rialzare i Puggioni è proprio Giri Ubalek. ...14 punti per Ubalek in 15 minuti. Ma anche 8 di Cordeda e 7 di Verrick dall'altra, ne abbiamo.
come vedete in grafica. Dall'altra parte per la Coral ne abbiamo 11 per Musso e 8 per Saud. Senori che sta tirando col 50% quest'oggi a cronometro fermo. Sono più alte le percentuali dal campo. 0-2 per Pugioni, che però ritrova subito la posizione difensiva. Cherchi, tiro sbagliato, Manunza rimbalzo, trascina il pallone fuori, possesso Senori. Time out coach Piras che vuole disegnare qualcosa. 56 secondi. Prendiamo fiato, ma lo prendiamo leggendo le statistiche. Senori che fino a questo momento sta tirando con il 53% a tiri liberi, è l'unica statistica che abbiamo a livello di percentuale. Ha realizzato ben 14 tiri da 2 che equivalgono a 28 punti, 4 canestri da 3 punti. Situazione falli, soltanto Merella e Tola con 2 falli per la Coral. Invece abbiamo per la Coral abbiamo 11 per Musso, come detto 8 per Saud, ma soprattutto 6 tiri da 2 e questa è la differenza. Parità di triple, 4 da una parte, 4 dall'altra, ma la differenza sta lì, come in gara 1 nel pitturato, i canestri vicino al ferro. Senori è già a 28 punti in questa statistica contro i 12 di Coral, ovvero 16 punti di scarto. Quanta la differenza? 18, e questa è la chiave della partita. E sono sicuro che il nostro Lucio Usai apprezza queste analisi e non poteva che essere altrimenti, vista la fisicità della Innoview che tutto l'anno ha fatto la voce grossa nei pressi del ferro. Ovviamente onore alla Coral per avergli tolto più di una volta le soluzioni preferite in gara 2 e anche inizio di questa gara 3. Senori che però è in controllo in questo secondo quarto. Merella, palla in mano, si isola, vuole giocare contro Musso, si dimentica il pallone, è costretto a scaricare a Marreu che con un salto insensato serve Ubalek, primo ferro. Comunque costruita bene. Saud, discrepanza di 7 secondi fra i cronometri. Ancora Merella, scarico per Manunza, Musso, 3 punti, Musso ricuce leggermente lo svantaggio, moralmente importantissimo. Partita a dir poco fumantina, come scrive il nostro amico Lucio Usai, quest'oggi citato più volte. Ma come non citare il numero 40 che ne mette 2 nei pressi del ferro, e Pappura quasi imprecando dice perché non abbiamo la camera sotto canestro, ma rimane il gesto tecnico del numero 40 che non sbaglia un colpo quest'oggi, non sbaglia niente. 16° punto per lui. 50 Senori, 33 Coral. Pausa lunga e poi torniamo. So già che profumo avrà questo pane. So già che ne metterà un po' troppo. So già che diventerà brava come lei. So già che torneranno per il bis. E so già che mi cercherai ancora, perché so di buono. Olio Secchi, l'olio che sa.
Vabbè, fatto sta che a Bologna tutti i playoff li ho fatti da lui praticamente. E se ha vinto il campionato è perché cucinavo io, mica perché Sono d'accordo, è anche un eccellente cuoco. È cuoco, specialità di Anto, si può dire? Ma mi piaceva molto il risotto con la salsiccia che faceva, zafferano. con queste mani qua. Ui. No, e lì a Bologna veramente ho fatto tutti i playoff praticamente da Marco. Sì, poi è tornato anche con me in macchina, ho preso una macchina in nave, non ti dico la roba che ci avevamo perché era una roba... Lui ha viaggiato con un ventilatore in mezzo alle gambe, niente, abbiamo preso la macchina, siamo tornati in Sardegna e via. Dopo che siamo stati una settimana in più a Bologna a festeggiare, che tornavamo tutti i giorni alle 6 del mattino ubriachi fradici, ovviamente. Questa si può dire, non vedono l'ora che la stagione finisca. Poi a giugno, gara 3 di playoff, era a metà giugno, c'erano 50 gradi a Bologna. Siamo rimasti una settimana in più lì. A far che cosa non si sa. Però... A vagare. Sì, dovevamo festeggiare, quindi siamo stati lì. Però si siamo divertiti. Questo è tutto il bello dopo il lavoro, diciamo, poi c'è tutta la situazione difensiva ed è assolutamente bello. Poi si chiude la scena, diciamo, sugli allenamenti l'estate. E lì, aspetta Fabio, chiudo al volo. Sì. E lì tornando al discorso di guardare gli allenamenti, anche lì andavo praticamente a vedere tutti gli allenamenti della Virtus in preparazione ai playoff, che allenava Alessandro Ramagli, un altro super allenatore che penso abbia dato una grande mano a Marco nel percorso di crescita, perché non è scontato, ma a 22 anni essere il playmaker titolare di una società storica come la Virtus Bologna, che dopo la retrocessione punta subito a vincere il campionato, non è facile, e penso sia stato per lui una grande opportunità giocare tanto, ma giocare tanto per vincere, che poi alla fine sono le situazioni che ti formano di più, perché Marco ha giocato in squadre, non so, mi viene in mente Bari, che forse non so, sono ritirati a metà anno, in squadre che lottavano per i playoff, e la Virtus era una squadra che lottava per vincere, quindi ogni anno uno step in più. E gli allenamenti, dicevo, ricollegandomi a prima, gli allenamenti con Diale Ramagli, super, penso che lui sia stato super per la sua crescita. Lo dicevo, comunque Marco, ultima partita dei tuoi, continuate il vostro percorso in Europa, come sta andando? Come ti stai trovando, ti voglio chiedere. Ciao. Sì, ciao. Diciamo che era importante vincere, ribaltare la differenza canestri, questo ci ha permesso di qualificarci ai quarti di finale, pur avendo un'altra partita che se me la dovessimo vincere siamo primi, se non la vinciamo siamo secondi, quindi diciamo che siamo un po' più sicuri, un po' più tranquilli, no, di aver passato il turno, quindi ce la giochiamo con più tranquillità. Sta andando molto bene, però abbiamo sfiorato la qualificazione alla Coppa del Re, non ci siamo riusciti, il livello è veramente veramente molto alto, niente, adesso ci prepariamo per la seconda fase della stagione, che sicuramente sarà molto più impegnativa.
So già che profumo avrà questo pane. So già che ne metterà un po' troppo. So già che diventerà brava come lei. Ma lei che operatore? Che prova a trasmettere agli altri la partita. Devi prendere il Secchi, l'ex sindaco che ormai in pensione, ribambito, un consigliere dei tempi buoni. Allora sì, che eravamo consiglieri. Iniziato il terzo quarto con il tiro sbagliato dalla Coral, Marella già dall'altra. Sbaglia da vicino Ubale, controlla il rimbalzo. Ubalek, palla in mano sotto per Cordeda, finalmente amici a casa, non questa situazione di campo, intendo per la regia, finalmente ho le cuffie e sento il ritorno audio. Come consigliato da uno specialista di questo mestiere, non faccio nomi in questo caso, l'utilizzo delle cuffie è essenziale in questi palazzetti così rumorosi. Cordeda che sbaglia il primo, anzi adesso voglio fare un assist a Papura per fargli provare l'ebbrezza di avere le cuffie e sentire il ritorno vocale. È fantastico amici a casa, credetemi, non sento il frastuono qua intorno, sento solo la mia voce, mi sembra di stare a Sky Sport per la professionalità. Mentre Cordeda realizza 51-33. Te la stavo per bene. Pisano dopo i 2 punti della Coral con Marella che ribalta. È il suo campo! È il suo campo! È il suo campo! Nonostante il contatto. Cesaraccio, spin move, sino in fondo, passi. E quindi se n'è andato 1 minuto e mezzo dall'inizio di questo terzo quarto. Cordeda attacca per Ubalek, controlla il corpo Ubalek, infrazione di passi contro il numero 40. E sì, assolutamente, come scrive Luca Marella, importantissimo il lavoro nel
Cesaraccio per Saud, palla in mano, ancora Saud, va sino in fondo, si arresta, sbaglia con Pisano che supera la metà campo, aziona le sue marce, mette la quarta, mette la quinta, subisce il fallo. Mi sono perso il canestro della Coral in precedenza, andiamo a controllare subito su FIBStats, perché qui nella nostra postazione davvero succede qualsiasi cosa. Ha segnato Cesaraccio da 2 punti, il 35esimo punto dei suoi. Devo dire che non mi dispiaceva sentire tutto il frastuono e stare praticamente a contatto col pubblico, ma con le cuffie sono isolato completamente e posso concentrarmi meglio sul gioco. Pisano in lunetta, dentro con il primo, non trema la mano del numero 21. 52esimo punto per la Innovius Sennori, che è sul più 17, dentro anche col secondo. Cesaraccio nuovamente palla in mano, chiamata alla reazione la Coral, ovviamente manca tantissimo tempo, si arresta Cesaraccio, chiuso in un vicolo cieco, gli sradica il pallone Pisano che può ripartire, ancora Pisano dietro schiena, per Cordeda non si intendono i due ex Sant'Orsola, chiede scusa al professore e Sennori che è sul più 18 dopo un avvio complicato. Ricordiamo primo quarto concluso 22 pari, secondo 28-11, questo è il parziale fino a questo momento che caratterizza la sfida. Musso elude l'intervento di Cordeda, va nell'angolo da Cesaraccio, si prende la tripla, piedi a posto, mandata a bersaglio da Marco Cesaraccio, abilissimo in questo tipo di conclusioni. Tola chiama lo schema contro Saud, che ovviamente non vuole concedere niente al numero 17, vuole lasciare tutto quello che ha nel parquet. Ubalek va da Merella, fa saltare Scalise, controlla il corpo e ne mette 2. Tutta la classe del capitano, che realizza il 55esimo punto dei suoi. Finta difensiva di Ubalek che poi invita Merella a pressare Cesaraccio. Fumanti vuole attaccare, virata, ma davanti a lui è un cliente difficile come Ubalek, che ovviamente lì oscura la vallata e ci ha preso gusto a portare palla. Eccolo qua, palla in mano, attenzione, si alza da 3 Ubalek, secondo ferro, lui sì che se lo può permettere, voleva cercare la giugulare di questo terzo quarto. È ancora presto però per usare questi termini, in quanto la partita è ancora chilometrica, abbiamo scollinato metà di questa maratona. Cesaraccio contro Pugioni, si rinnova la sfida infinita fra il classe 2006 e il classe 2005. Fumanti, il taglio di Scalise che non viene servito, nuovamente Musso in punta, palleggio restrittivo contro Cordeda, Musso primo ferro, rimbalzo e l'ennesimo di Ubalek che tocca ma non controlla, lo fa Federico Tola che poi subisce il fallo. Cordeda palla in mano, 6 minuti da giocare in questo terzo quarto. Tola sotto per Ubalek che salva il pallone con grande voglia. Tola nuovamente, vede Ubalek, che giocata! Gini Ubalek, 18esimo punto per lui. Quest'oggi non sta sbagliando niente il numero 40, prova di forza, Saud alza la parabola, canestro alla Juan Carlos Navarro e accorcia sul meno 17, 5-7 per chi attacca, 4-0 per chi difende. Pugioni si infila in un vicolo cieco, la Coral
ottiene il possesso Cherchi già dall'altra contro la difesa senorese. Purtroppo Pugioni non ce la fa, l'arbitro deve bloccare il gioco, lo fa in questo momento. Il primo ad andare a sincerarsi delle condizioni di Pugioni è proprio il suo caro amico Marco Cesaraccio. Bella, bellissima questa immagine. Subito Alessandro Niedu e Pugioni che non vorrà mollare questa sfida, ma è a terra, la caviglia si è girata e non poco. Il coro per incitare il numero 5 che prende la via degli spogliatoi, ma come in occasione del piccolo infortunio di Paolo Marreu. Sappiamo che, a meno che non sia davvero grave, tornerà in campo il numero 5. Inflazione di 8 secondi, in quanto il cronometro è partito da 18, non da 24. Non se ne sono accorti i ragazzi di casa. Palla persa, 5 minuti e 12, 17 punti di vantaggio per la Linovus Senior in questa gara 3 di semifinale playoff del campionato di Serie C. Dopo il 91-74 di gara 1 e la vittoria per 95-75 in gara 2 da parte della Coral, il fattore campo che si sta rispettando Cesaraccio nel mentre. 5 in fila, tripla importante, anzi a dire la verità sono 8 consecutivi per il numero 0 che sta tenendo a galla i suoi oltre il canestro di Saud, ma ci pensa Cordedda a mettere d'accordo tutti con un canestro in avvicinamento, la sua specialità. 59-43, 4-40, palla persa Saud. Arriva un time out in campo chiamato da coach Longano. 4-40 alla fine del terzo quarto, 59-43. Nel mentre, per darvi qualche statistica, 18 Ubalek, 11 Cordedda sono i giocatori in doppia cifra per la Linovus Senior, con anche Verli che è Merella quota 7, 14 Musso, 10 Saud, 8 Cesaraccio. Ubalek riceve da dietro, gli sporca il possesso Fumanti che trascina però il pallone fuori. Cordedda vuole attaccare, Andrea Cordedda, 2 punti, altri 2 nel pitturato e urlo allo spicchio dei tifosi senoresi. Questo è anche Andrea Cordedda che alza il volume della radio quando serve un giocatore che spesso segna tanto ma si fa sentire poco a livello vocale, perché comunque è un giocatore che dimostra sul campo il suo valore. Quest'oggi sta facendo entrambe le cose perché sa
quanto ci sia bisogno del suo carisma. Salto di linea dovuto all'intensità della sfida. Per citare nuovamente il nostro Lucio Usai, sfida fumante. Va sino in fondo, Cesaraccio sbaglia per Monte, scarico nuovamente per Cesaraccio, fa saltare Ubalek, la stoppata di Cordeda è irregolare. Gioco di parole ovviamente, partita fumante, immagino che il nostro Lucio Usai si riferisca proprio anche al cognome del numero 9 algherese, Luca Fumanti. Gioco di parole che ci sta benissimo in questa sfida e noi non possiamo che essere orgogliosi, orgogliosissimi. 350 persone in diretta, davvero pazzesco, praticamente le stesse persone che sono al palazzetto ci sono anche in diretta su Twitch. Non può che essere un orgoglio per noi. Cesaraccio in lunetta, nono punto della sua sfida. Due su 2, 10° punto, ed è anche il terzo giocatore a toccare quota 10 per la sua squadra. Cordedda sulla difesa allungata della Coral. Ubalek, ancora Cordedda, si alza da casa sua, Andrea Cordedda sbaglia, tap out di Ubalek che però trova solo maglie nero-blu. Si fa vedere Monte, riceve, scarica Manunza che ha messo però il piede sulla linea e quindi rimessa che torna ai biancoverdi. .20 ancora da giocare, Verrick riceve, torna da Merella, si muove Cordedda senza troppa fretta, difesa 2-3 schierata da coach Longano. Cordedda finta di andare al centro, poi va a destra, altro fallo subito, anzi no, rettifica dell'arbitro, infrazione dei passi. Sembrava corretto il movimento, il numero 3. Saud supera la metà campo contro Federico Tola che sta molto bene con lui, non gli sta concedendo un centimetro. L'ex Santa Croce Olbia, Cesaraccio da casa sua, ancora un errore, più che da casa sua direi forzato in questo caso. Merella che è stato molto bene con lui. Ubalek 2,40 con Tola che vuole andare sotto la Merella che ha posizione, riceve Merella, usa il perno, alza la parabola, primo ferro, si combatte, palla a 2, Merella non molla mai il nostro capitano. E qua si vede anche la mano di coach Piras che ha ripristinato l'ordine tattico della sua squadra. Verri che prova a mettere la terza tripla della sua partita ma non va a buon fine. Cesaraccio vede Saud, riceve, piedi a posto, immediatamente tripla. Che precisione del numero 7, meno 16 per la Corale Fumanti che va a gasare lo spicchio di pubblico algherese. E noi siamo in campo ovviamente per la pallacanestro Sennori, ma siamo in campo anche per dei carissimi amici della Dinamo Gorizia. Salutiamo Breda che ci scrive in chat, ma salutiamo tutti gli amici di Gorizia che ci seguono. È nato un gemellaggio pazzesco lo scorso anno con gli isontini, non goriziani, perché ho imparato io nel corso di questi mesi, gli isontini. Siamo diventati molto amici, io personalmente continuo a scrivermi con più di una persona all'interno della Dinamo Gorizia. Questo è anche il bello della pallacanestro, sfide epiche che ci ricorderemo per sempre. Dinamo Gorizia che ha acquisito così la promozione in Serie B interregionale.
disputando anche i play-in e ottenendo la salvezza, che era l'obiettivo della squadra di coach Tomasi. E poi Cesaraccio però nel mentre, 2 punti in uscita dal time out. Chiudiamo la parentesi con la Dinamo Gorizia, salutandoli nuovamente tutti quanti senza esclusione di colpi. Una menzione però la voglio fare a capitano Ciro Braidot, che si è ritirato quest'anno, giocatore incredibile che ha portato la sua squadra in Serie B interregionale. Salutiamo tantissimo Ciro Braidot e tutti gli amici della Dinamo Gorizia e siamo sicuri che ci vedremo presto. Più 11 per Senori Ubalek. Sembra quasi il buzzer beater della Dinamo, Saldaris White direttamente dalla rimessa e Ubalek ne mette 2. Eccola qua la cam di Papura che ci fa prestare al meglio questo gesto tecnico. Più 13 Senori, che ovviamente è chiamata a completare l'opera con questa squadra che non muore mai. È tornata sul meno 13. Fumanti, scarico, Monte, piedi a posto, rifiuta la tripla, se la prende contro Ubalek, praticamente impossibile contro il numero 40 che anche solo con le braccia basse crea non pochi scompigli all'attacco. Ancora Ubalek sino in fondo, li crea l'attacco, ma grandi grattacapi li dà anche alla difesa algherese. 2 liberi per Giri Ubalek. Questo è il 21esimo tiro libero tentato da Sennori quest'oggi, percentuale che rimane sul 58%. 12 su 21. Torna Paolo Marreu, riposo per Federico Tola. Monte che rimette in gioco per Cesaraccio. 90 secondi rimasti da giocare in questo terzo quarto. Merella scivola, si rialza immediatamente. Ancora Cesaraccio per Monte, piedi a posto, tripla, eccolo qua, Monte, prima tripla della sua partita, anche primo punto per lui. E Coral che torna sul meno 11, ma ci sono ancora 11 minuti da giocare. E Verlik, come si muove dal lato debole Alessandro Verlik, nono punto, presenza di spirito unica per il numero 14 che ne ha giocato a dismisura di queste partite. E lo sta dimostrando. Cesaraccio contro Merella, allarga il braccio, movimento giudicato regolare e poi tripla di Fumanti sbagliata, fallo tecnico contro Federico Tola. Quindi un altro fallo tecnico, il secondo della partita per la Innoviu Sennori, dopo quella Merella anche quella Tola. Saudi Lunetta. Sei 5-4 il punteggio. ...44 secondi alla fine di questo bellissimo terzo quarto. Ovviamente come tutte le altre frazioni ogni possesso vale oro da qua alla fine. Monte sfidato, questa volta viene sbagliato e non di poco il tiro, anche perché Ubalek li sporca la conclusione.
nuovamente Senuri in avanti, Verlik converge verso il centro, ancora Ubalek, controlla il corpo, sbaglia, Ubalek trova il pallone, fallo subito, gigante Giri Ubalek, 18 punti, una valanga di falli subiti, ma soprattutto presenza di spirito unica dopo una sconfitta così, non poteva che mettere sul piatto qualcosa di veramente elettrizzante. Quindi Giri Ubalek in lunetta col 22esimo e 23esimo tiro libero della sua squadra, con il numero 40 che ne ha tirato la bellezza di 7 con questo. Stanno per diventare 8, 5 su 7 che diventa 6 su 8, 20esimo punto per lui, forse anche 22esimo. Ventiduesimo per Giri Ubalek, che quest'oggi veramente ha deciso di caricarsi in mano la squadra, ma i suoi compagni non sono da meno. Saud, palla persa, grande difesa di Paolo Marreu che urla poi verso il pubblico. Che scelta questa da parte di coach Piras, mettere Marreu sulle tracce di Saud, e anche questo, anche questa è la chiave. Verrik allo scadere, primo ferro, finisce anche il terzo quarto, dicevo, chiave tattica azzeccata da coach Piras, con gara 2 magari con più difficoltà, ma è stato bravo coach classe 96 con il proprio staff tecnico, ha staccato qualcosa. Dicevo, bravissimo coach Piras a cambiare in vista di gara 3, cambiando il piano partita alla grandissima. Come suggerisce il nostro Paolo Verano in chat, 10 minuti più importanti per una e per l'altra squadra, perché ricordiamo nuovamente, sfida da dentro o fuori. La vincente di questa partita raggiunge l'Olimpia Cagliari in finale. E nei playoff, ma soprattutto in queste gare 3 da dentro o fuori, bisogna sempre trovare protagonisti nuovi, come in questo caso Paolo Marreu, che non sta deludendo le aspettative, ma soprattutto Alessandro Verlik e ovviamente Cordeda e Ubalek. Andrea Cordeda sbaglia il tiro, fallo in attacco di Ubalek. Purtroppo il nostro Giri viene sempre penalizzato in queste situazioni perché è davvero alto e i contatti, quando sono contro di lui, sono più tollerati, quando partono da lui vengono un po' più, gli abiti sono un po' più fiscali. Ma ovviamente non bada
a queste situazioni, il numero 40 che continua a predicare pallacanestro. Fumanti, 14 punti fra le squadre, 9 minuti e mezzo da giocare. Verlik recupera il pallone, corre in transizione, scarica per Cordedda, Tola controlla il corpo, tripla, piedi a posto, sbagliata, fallo di Saud. Vi ricordo che potete votare il pronostico per l'esito finale della partita. Va per terra Cesaraccio, può approfittarne Cordedda, si svita, trova Ubalek in un fazzoletto. Questa è la dimostrazione di quello che ho detto prima: quando subisce contatti Ubalek spesso non vengono fischiati. Saud vuole tentare con un tiro da lontano, errata la sua conclusione. Quanti contatti subisce il numero 40, davvero una marea. Tola, pareggio vivo, non si segna da 2 minuti, ci pensa lui. Hesitation move e 2 punti di pregevole fattura tecnica. Questo è il numero 17 con il suo stile inconfondibile. 70-54. Saud si fa male Paolo Marreu, attenzione, gli è uscita la spalla sembrerebbe. Paolo Marreu che raramente si accartoccia così, si è subito toccato la spalla. E Merella che va a dire qualcosa, nervoso per l'atteggiamento forse degli avversari, non saprei. In ogni modo Marreu a terra, con Saud che prova a rincuorarlo. Si può dire tutto del numero 7 argentino, ma non che non sia un fenomeno, sicuramente un giocatore con una classe sopraffina e giustamente direi prova a metterla anche sul nervosismo alcune volte per infastidire gli avversari. E come dargli torto vista la caratura della squadra di Sennori. E ancora lui il numero 7 che non vuole mollare un centimetro su Federico Tola. 8 minuti e 20 da giocare, 70 per chi attacca, 54 per chi difende. Ubalek, ancora Giri Ubalek, sbaglia, controlla il rimbalzo e poi segna. 24 per Giri Ubalek. E Sennori che continua a mantenere un divario importante. Cesaraccio, palleggio vivo, Saud si prende il tiro pesante. Saud, questa volta una conclusione che non va a buon fine. Tola contro Saud. Tola e Saud che assolutamente si gasano da queste sfide, si sono affrontati per tutte e 3 le partite. Va fino in fondo Cordedda, mette d'accordo compagni avversari siglando il più 20 e sta tremando il palazzetto, tutti saltano, bellissima l'atmosfera. Dietro schiena Merella, anticipa, diabolico il numero 12 che poi aziona il suo motore, mette Muri.
22, massimo vantaggio e deve assolutamente completare l'opera. Musso si alza da 3 con la tabella, l'errore Ubalek, controlla il rimbalzo. Tola palla in mano, dietro schiena per Merella, si alza Cordedda da 3, eccola qui, la giugulare della partita, Andrea Cordedda, tripla. Non vale la schiacciata di Verrick che rimane ovviamente per i nostri replay. Eccola qua, ce la gustiamo. E lui sì che vola, ragazzi, lui sì che vola. Sì, Muri. Cordedda vuole attaccare, si chiude la difesa, trova nuovamente Verlick, ultimi secondi dell'azione, è costretta ad inventare, arriva il fallo in attacco in questo caso con Monte che ha ottenuto il massimo. Ubalek che va a spiegarsi con l'arbitro. Busi libero dall'angolo, si prende la tripla, la sbaglia Ubalek, a rimbalzo, fallo subito. Time out in campo, 5:28 alla fine, noi ne approfittiamo anche per riepilogare i parziali della sfida. Primo quarto che ha visto la Coral Alghero con una partenza sprint guidata dal solito Saud, 22 pari la prima frazione. Senori che però dopo un avvio non facile ha subito fatto la voce grossa con un 28-11 nel secondo quarto, guidata dai colpi di Giri Ubalek e Andrea Cordedda. Poi però nel terzo quarto la Coral ha vinto il parziale, ma è questo quarto, questi primi 4 minuti che stanno mettendo in ghiaccio la sfida. 11-0 e quindi il secondo e il quarto decisivi. I migliori a livello statistico sono Cesaraccio con 15 e Musso con 14 per la Coral. Saud che si è bloccata a quota 11 e Senori che ne ha 25 da Ubalek, 18 da Cordedda e 9 a testa per Verlick e Merella. Da sottolineare anche l'ottima difesa di Tola e Marreu.
Tornati dal time out con Verri che vuole attaccare, arriva il fallo, capacità di costruire a cronometro fermo. Inoltre aggiungiamo una statistica importante per gli amanti delle statistiche. Vantaggio più ampio di Seniori, 25 punti, ovvero quello che vedete appunto in grafica. Il vantaggio più ampio della Coral, 9 punti, 2 situazioni di parità, un cambio di vantaggio. Non trema la mano del nativo di Castelnuovo che porta i suoi a quota 81 punti e scollina la doppia cifra. Che partita di Alessandro Verlich, che è assolutamente il gregario perfetto in questa sfida, ma menzione d'onore per Capitan Merella. Nuovamente Verlich dietro schiena proprio per il suo caro amico Merella. La giocata della partita, Verlich per Merella, la premiata dita. Scrivono pure il massimo vantaggio, più 29. E Longano, coach Longano che svuota la panchina. Busi 2 punti. Quattro minuti e 20 separano la Innoview Seniori dalla seconda finale consecutiva in Serie C. Merella per Verlich si alza da 3, piedi a posto, secondo ferro. E quindi Busi è già dall'altra. In campo Busi, Tilocca, Iba, Monte per la Coral, che riconosce la sconfitta. Coach Longano che però ovviamente manda in campo anche i più giovani, come simula in questo caso, che fa fallo su Tola. La manda in lunetta con 2 tiri liberi. E sentitela un po', la standing ovation per Capitan Merella, che abbandona il campo insieme a, se non sbaglio, forse anche Alessandro Verlich, ma c'è un time out prima. 3:53 dalla fine. Al di là delle statistiche, al di là dei numeri, la cosa che vorrei evidenziare è la capacità di questo gruppo di compattarsi nei momenti di difficoltà. L'ha fatto egregiamente, specialmente andando a cercare quelle situazioni tanto congeniali, ovvero il gioco nel pitturato, ma su tutti il momento difensivo. Dopo l'avvio difficile hanno stretto le maglie in difesa in un modo clamoroso, davvero clamoroso. Tola in lunetta. Escalation di emozioni questa partita. Ricordiamo, iniziata con una sfida fra le tifoserie, ovviamente sportivissime, che hanno regalato emozioni nel pre-partita con le nostre classiche interviste in campo, anzi sugli spalti da 2 ore prima. E poi spazio agli atleti che non si sono risparmiati e non hanno fatto mancare lo spettacolo in campo. E ora 3 minuti e 30 che rimarranno soltanto per le statistiche. Probabilmente entreranno in campo anche i giocatori senoresi che hanno avuto meno spazio nel corso di questa serie. Il punteggio non è in discussione, 84-56
Spano vuole attaccare sino in fondo, scarico Simone Piras, piedi a posto, torna da Verlic, chiamato nuovamente a gestire quest'ultima azione, si prende il tiro da lontanissimo, non va lontano dal bersaglio, pesante il rimbalzo, premia nuovamente Federico Spano. Simone Piras, Federico Spano attacca sullo stesso lato, poi si gira, spin move, fallo. È pronto il sondaggio per votare l'MVP. Marco Cesaraccio e Saud per Alghero, Merella, Verlic e Ubalek per la Innoviu Sennoli. Votate amici, sbizzarritevi. Sennoli che sale sull'85-56, sfiorando il più 30. Rimbalzo di Tilocca, comunque la palla rimane in mano alla Coral, palla che però torna alle Innoviu Sennoli, calpestata la linea. Momento di pausa per me, stavo organizzando le varie interviste che ci saranno a fine partita. Sennoli che raggiunge il più 30 e mentre entra Martino Cabras c'è la standing ovation per Federico Tola. Sbaglia Alghero da vicino e quindi ultimi 100 secondi in arrivo. E quindi Sennoli che andrà ad affrontare l'Olimpia Cagliari in finale. L'anno scorso ha affrontato la Torres, la squadra di Roberto Zucca l'ha affrontata in semifinale. Quest'anno salto di qualità per i ragazzi del Cagliaritano che, come abbiamo visto in un post di Sarda Sport, ragazzi universitari che davvero stanno giocando un bellissimo basket, guidati da un allenatore giovane ma così esperto come Roberto Zucca. Fallo fischiato. Amici a casa, che partita davvero, che partita. Sembra di averla giocata.
entrati nell'ultimo minuto che separa Sennori dalla seconda finale consecutiva. Simone Piras si iscrive a referto e quindi, amici a casa, è storia, 2 di fila per quanto riguarda le finali, davvero non male. Martino Cabras in reverse, sbaglia. Ad ogni modo resta sicuramente la vetrina per questi giocatori in questi ultimi minuti, come si suol dire, passerella finale. Applauso al pubblico e non poteva che essere altrimenti. E io partirei dal ringraziare, ma soprattutto menzione per la Coral Alghero, che ha disputato una serie pazzesca, davvero pazzesca. La Coral Alghero ha dimostrato di essere una squadra vera che dà del filo da torcere a tutti e darà del filo da torcere a tutte le squadre. Coach Longano è un allenatore che non smette mai di dimostrare il suo valore. Dall'altra parte Innovius Seniori che torna in finale, e ora sì che si può dire, come direbbe Lucio Sai, game, set e match. Seniori torna in finale, affronterà l'Olimpia Cagliari col punteggio di 88-60, conquista gara 3, ma rimanete collegati con il nostro Francesco Antico in primo piano, che è uno spettacolo, e rimanete collegati una decina di minuti. Ora Papura manderà qualche clip del match, porteremo il banner a centrocampo e intervisteremo l'MVP e coach Piras, se riusciamo anche un giocatore della Coral, MVP che non so chi è, ve lo diciamo subito, ma penso che ci siano pochi dubbi. Giri e Ale insieme, ma quest'oggi anche più di un'intervista. Facciamo defluire il pubblico, 10-15 minuti massimo, e ci rivediamo per le interviste con Papura che terrà banco con le clip e poi intervisteremo. Ad ogni modo, grazie. Seniori che va in finale 8-8-6-0. Sì, Nuri. Ed è questa la classe dei campioni che si vedono proprio
nei momenti di difficoltà. Saud attacca, Saud sino in fondo, si sbatte contro la difesa. Ubalek è già dall'altra, con Merella, schiaccia per terra. Ma che giocatore è Gili Ubalek! Playmaker in questo caso, assist al bacio e invita Merella a rallentare. So già che profumo avrà questo pane. So già che ne metterà un po' troppo. So già che diventerà brava come lei. So già che torneranno per il bis. E so già che mi cercherai ancora. Perché so di buono. Olio Secchi, l'olio che sa. Che va bene così, ma che servizio vi stiamo dando durante quest'anno, anche quando le condizioni sono avverse. Stefanino Pugioni! Pugioni ruba palla, vola in contropiede, corre da Iara, restituisce. Che palla e che giocata! A dare il break decisivo per prendere quelle poche lunghezze di vantaggio. Grazie mille ai tifosi della Ferrini e anche un asso. E ancora Marras entrato da poco, fallo di Pugioni che subisce un altro colpo. Che sfortuna per Stefano Pugioni. Ovviamente non l'ha fatta apposta il numero 32 della Ferrini che stava attaccando involontariamente, ha colpito Stefano Pugioni. Solo applausi per il nostro numero 5, grazie anche al pubblico della Ferrini, molto corretto. Salutiamo anche Marcolino Fabba che si è abbonato, ma Pugioni è indemoniato. Fallo brutto questo di Marra. Cordenda, Pugioni da 3 punti, in transizione! Non dovete scrivere il nome in chat, amici, dovete cliccare. Bravissimi ragazzi, dovete cliccare e Stefano Pugioni si alza da 3. Spano, chiedo scusa, concitazione qui al campo ogni anno è molto più bello. E ancora lui! Stefano!
So già. Sta che a Bologna tutti i playoff li ho fatti da lui praticamente. E se ha vinto il campionato è perché cucinavo io, mica perché... Sono d'accordo, è anche un eccellente cuoco. È cuoco, specialità di Anto, si può dire? Mi piaceva molto il risotto con la salsiccia che faceva, zafferano. Con queste mani qua. No, e lì a Bologna veramente ho fatto tutti i playoff praticamente da Marco. Sì, poi è tornato anche con me in macchina, ho preso una macchina in nave, non ti dico la roba che ci avevamo perché era una roba... Lui ha viaggiato con un ventilatore in mezzo alle gambe, niente, abbiamo preso la macchina, siamo tornati in Sardegna e via. Dopo che siamo stati una settimana in più a Bologna a festeggiare. Che tornavamo tutti i giorni alle 6 del mattino ubriachi fraici, ovviamente. Questa si può dire, non vedono l'ora che la stagione finisca. Poi a giugno, gara 3 di playoff, era a metà giugno, c'erano 50 gradi a Bologna. Siamo rimasti una settimana in più lì. A far che cosa non si sa. Però... A vagare. Sì, dovevamo festeggiare, quindi siamo stati lì. Però si siamo divertiti. Questo è tutto il bello dopo il lavoro, diciamo, poi c'è tutta la situazione difensiva ed è assolutamente bello. Poi si chiude la scena, diciamo, sugli allenamenti l'estate. E lì, aspetta Fabio, chiudo al volo. Sì. E lì tornando al discorso di guardare gli allenamenti, anche lì andavo praticamente a vedere tutti gli allenamenti della Virtus in preparazione ai playoff, che allenava Alessandro Ramagli, un altro super allenatore che penso abbia dato una grande mano a Marco nel percorso di crescita, perché non è scontato, ma a 22 anni essere il playmaker titolare di una società storica come la Virtus Bologna, dopo la retrocessione punta subito a vincere il campionato, non è facile e penso sia stato per lui una grande opportunità giocare tanto, ma giocare tanto per vincere, che poi alla fine sono le situazioni che ti formano di più, perché Marco ha giocato in squadre, non so, mi viene in mente Bari, che forse non sono ritirati a metà anno, in squadre che lottavano per i playoff, e la Virtus era una squadra che lottava per vincere, quindi ogni anno uno step in più. E gli allenamenti, dicevo, ricollegandomi a prima, gli allenamenti con Diale e Ramagli, super, penso che lui sia stato super per la sua crescita, ecco. Lo dicevo, comunque Marco, ultima partita dei tuoi, continuate il vostro percorso in Europa, come sta andando? Come ti stai trovando, ti voglio chiedere. Ciao. Sì, ciao. Diciamo che era importante vincere, ribaltare la differenza canestri, questo ci ha permesso di qualificarci ai quarti di finale, pur avendo un'altra partita che se me la dovessimo vincere siamo primi, se non la vinciamo siamo secondi, quindi diciamo che siamo un po' più sicuri, un po' più tranquilli, no, di aver passato il turno, quindi ce la giochiamo con più tranquillità. Sta andando molto bene, però abbiamo sfiorato la qualificazione alla Coppa del Re, non ci siamo riusciti, il livello è veramente molto alto, niente, adesso ci prepariamo per la seconda fase della stagione, che sicuramente sarà molto più impegnativa.
So già che profumo avrà questo pane. So già che ne metterà un po' troppo. So già che diventerà brava come lei. So già che torneranno per il bis. E so già che mi cercherai ancora, perché so di buono. Olio Secchi, l'olio che sa. Subito con Coach Piras. Esatto, no, ma oggi va bene. Vogliamo stare come al solito? Dai, andiamo come al solito. Il nostro profilo migliore. Vediamo, attenzione, eccoci qua. Ovviamente con la staffa. No, non è la staffa, questa è la prima. Un po' di sali minerali, Gabri. Grande reazione. Quando una squadra è abituata a vincere, non è mai facile recuperare. Così è stato in gara 2. Quest'oggi invece è cambiato anche il piano partita, oltre che l'approccio. Penso che abbiate lavorato sull'aspetto mentale. Sì, sia mentale che tecnico. Dal punto di vista mentale sicuramente abbiamo sentito molta pressione e questo in vista delle partite che ci aspettano adesso, finale, e se vai avanti lo spareggio sicuramente ci prepara, cioè la pressione sentita oggi ci prepara a queste situazioni qua. Tant'è che all'inizio siamo partiti un po' contratti, subito 9-0, basse percentuali. Però eravamo tutti concentrati allo stesso tempo grazie a questa tensione. Da un punto di vista tecnico abbiamo fatto un paio di aggiustamenti per imitare Saud, con una staffetta Tolamare su di lui che ha pagato, ma è merito di tutti che hanno dato una mano sulle uscite, uno stunt, un passetto in più, rischiando su qualcun altro. Poi abbiamo corso, abbiamo giocato insieme, che è quello che fondamentalmente è mancato in gara 2. E poi la chiave, abbiamo modo di vedere il gioco nel pitturato. Quest'oggi solo all'intervallo 30-12. La chiave di gara 1 è un po' la chiave di tutta la stagione. Quanto è importante sfruttare i tuoi lunghi, ma anche i piccoli, perché hai a che fare con dei playmaker che sanno giocare bene spalle a canestro. Fondamentale. Però la differenza principale di gara 2, gara 3 e gara 1 è che in gara 1 e gara 3, oltre ad andare in post basso, ci siamo andati in maniera dinamica. Mentre in gara 2 è molto statica, quindi abbiamo permesso di fare raddoppi, di fare aiuti, che poi ci hanno mandato un po' fuori ritmo e abbiamo smesso di darla e l'abbiamo pagata in gara 2. E adesso, oltre che una bellissima sfida con il remake della semifinale dell'anno scorso, una bella sfida anche fra allenatori con Roberto Zucca, che sicuramente ha un po' più di esperienza rispetto agli anni che stai allenando tu. Questo è il secondo anno di Serie C, però sarà bello sicuramente affrontare e approcciare queste sfide che ormai sono da dentro e fuori, come quella di oggi. Sarà così anche già domenica prossima, che è una gara 1, però sarà importantissimo iniziare bene nella serie finale. Sì, è fondamentale. Il fattore campo per noi è la chiave, a maggior ragione contro Olimpia, che ha un campo dove abbiamo sempre faticato, abbiamo segnato poco, contro appunto un coach, Roberto, che li mette bene in campo. Non a caso sono la miglior difesa del campionato, quindi sarà miglior attacco contro miglior difesa. E vediamo chi vince. Se ne vedranno delle belle. Grazie Coach Piras e auguri per la seconda finale in 2 anni. Amici a casa, adesso arriva Jireu Balek, che mi ha dato subito un cenno, però prima ci serve il premio dell'MVP.
Eccoci Giri. Eccoci Giri, cambiamo postazione come al solito. Iniziamo dal premio. Iniziamo dal premio offerto da Viticoltori Romangia, che conosci bene. Sabbia, questo è un brut. È il nostro Alberto che ti omaggia sempre con grandi premi. Giri, serviva la reazione, è arrivata. Niente di meglio di questa prestazione, da campionissimo, ma non solo tu. Vorrei partire dalla squadra. È una squadra che veramente si unisce e diventa un gruppo. Cosa ne pensi? Unico. E poi questo pubblico. Sì, siamo una società meravigliosa. Da tanto tempo non avevo voglia, avevo voglia di giocare una partita del genere dove comunque c'hai spalle al muro e si gioca per tutto. Abbiamo dimostrato il nostro cammino che non era un caso e oggi abbiamo confermato il nostro livello superiore. Comunque congratulazioni a Coral che ha giocato benissimo, si sono rivelati una squadra molto interessante con giovani ragazzi di talento e ragazzi esperti che li hanno fatto girare, però non ce n'è, questo anno Forza Senori sempre abbiamo fatto un piccolo passo ora finale e sappiamo il nostro destino. Ci vediamo alla prossima. Domenica prossima, ultima battuta Giri, l'importanza in queste sfide delle cosiddette 50-50 balls, quindi i rimbalzi vaganti. Quest'oggi davvero, quando avete deciso di aumentare la difesa e arpionare i palloni, è stata davvero partita a senso unico. Quindi l'importanza delle 50-50 balls è importantissima, nel mentre ci immortalano davanti a tutti. E lo sai bene, in questo sport garantirsi più possessi degli avversari è una chiave. Sì, queste partite si decidono infatti con queste possessi come hai detto tu, dove la differenza fa comunque la voglia, il cuore e la lucidità mentale soprattutto. Grazie Giri, ti lasciamo andare, ci vediamo dopo al nostro numero 40, il nostro campionissimo, che come un diesel riserva sempre il meglio per la fine. Vi ringrazio e vorrei ringraziare Big Funta, voce di Nuraghe, Fabrizio Cresci, Big Pap, Digital Chef e nostro Nico, il crew che ci ha sollevato e stiamo crescendo su ogni fronte. Niente di meglio che una vetrina direttamente al nostro Giri. Grazie Giri, ci vediamo in finale. Sempre Forza Senori, ricordiamolo. Io però ci tengo a intervistare anche un giocatore o un allenatore della Coral. Lo facciamo subito. Ci raggiunge in postazione coach Matteo Contini. Ciao coach, innanzitutto complimenti perché davvero una battaglia del genere, oltre che non vederla da un po', è stata davvero bello per la pallacanestro, uno spettacolo sano, oltre che delle tifoserie in campo. Vorrei partire da questo. Sì, innanzitutto vorrei fare i complimenti a Senori perché sono una squadra strutturata, sono organizzati per vincere questo tipo di partite. Noi abbiamo provato a fare del nostro meglio, alla fine in gara 2 siamo riusciti a metterli in difficoltà, sapevamo che qua sarebbe stata una guerra a cui noi eravamo pronti a combattere ma forse non fino a questo livello, però voglio fare comunque complimenti a tutti quanti perché ognuno dei ragazzi ci ha messo del suo, hanno lasciato qualsiasi cosa dentro al campo, siamo arrivati al limite, ha vinto forse la squadra che era strutturata di più per essere più pronta in questi momenti. E adesso questo per voi è un monito per i prossimi anni, perché non si smette mai di lavorare. Io so bene che voi come allenatori iniziate forse a aumentare di lavoro proprio quando finisce il campionato, quindi si abbassa il cosiddetto sipario e quindi voi adesso avete in testa anche queste partite. Sapete qual è l'asticella dei vostri giocatori, che può salire sempre di più, e poi il lavoro che continua a fare con i giovani. Fabrizio me l'ha confidato, Fabrizio Longano me l'ha confidato, il vero artefice sei tu. Quindi questi giovani si affidano molto anche al tuo lavoro, o sbaglio? Sì, sicuramente quest'anno mi sono messo tanto in gioco io perché non avevo mai vissuto un'esperienza del genere, devo tanto a Fabrizio perché mi ha aiutato a crescere dal primo giorno, mi ha subito dato fiducia e poi il legame che ho instaurato anche con i ragazzi è super. Come hai detto tu, adesso arriva la parte in cui noi possiamo ricaricare le energie
penseremo alla prossima stagione. Sicuramente questa serie ci ha dato tante certezze. Sicuramente possiamo stare in questo campionato, tanti ragazzi prenderanno le loro scelte, vediamo cosa ci riserverà poi il prossimo anno. Ti ringrazio, bellissime parole, ti auguro un buon lavoro. Magari un assist a Saud, me lo chiami nel mentre, le due paroline. Prima salutiamoci, dai. Complimenti a coach Matteo Contini, grande prestazione. E aspettiamo Saud, due parole di Saud, poi l'ultima intervista, così liberiamo anche Papura e Nicola Bianchi. Vorrei intervistare Alessandro Verlich alla fine, come ciliegina non lo vedo. Anzi, se chiedo a Nicola se può dire a Papura di chiamare Verlich se riesce. Eccolo Saud che ci raggiunge in postazione. Lo so, non è mai facile un'intervista a fine partita. Juan o Diego? Juan, no? Secondo nome Diego, però a prescindere da questo, che atmosfera, che emozione. Tu che arrivi, comunque sei argentino, no? La passione e il fuoco lo senti dentro. È uno spettacolo vedere questi tifosi e poi voi l'avete replicato in campo. No, infatti è bellissimo giocare una partita innanzitutto così, cioè veramente abbiamo fatto 2 stagioni con la Coral e mai avuto questa atmosfera, quindi è da fare i complimenti a tutti quanti, sia ai tifosi di Sennori, di tanta roba, e orgoglioso di nostra tifoseria che oggi si hanno fatto sentire, quindi è stato un piacere. Dai. 2 sesti uomini da una parte e dall'altra direi, però ti voglio chiedere, insegni forse ai tuoi ragazzi che sono più piccoli di te ad essere dei diesel durante il campionato, perché come l'anno scorso, ecco qua, bella scena tra coach Piras e Juan, l'anno scorso in Serie D sesti, poi grande prestazione in post-season, quest'anno uguale, è quasi come arrivare con la mente e dire ok, adesso alziamo l'asticella. Certo, la verità è che il percorso che abbiamo fatto sia l'anno scorso che quest'anno è stato bellissimo, nel senso che non era detto la promozione che abbiamo fatto nel salire a vincere il campionato, sempre con una squadra giovane, il progetto era sviluppare i ragazzi, però siamo riusciti, è stata una cosa bellissima e invece quest'anno la verità è che da neopromossa era tutto da vedere, non ci potevamo mettere un oggettivo. Essere riusciti a arrivare qua contro questa squadra che veramente ha un talento incredibile, aver fatto la figura che avevamo fatto in casa e gara 2, la verità è che è da fare i complimenti ai nostri ragazzi, a tutto lo staff, perché mi hanno gassato, la verità è stato un piacere grandissimo essere sempre dentro di questa squadra. Assolutamente, hai parlato di talento, io ci tengo a rimarcarlo, il tuo infinito talento, ma non solo, anche la testa, l'eleganza e tante altre cose. Juan, grazie davvero, ci rivedremo presto nei campi, lo so. Speriamo. Adesso un po' di riposo, un po' di descanso, come si suol dire. Un po' di assado. Esatto. Si torna a casa, no? No, ci godiamo la Sardegna adesso d'estate. Quindi un po' di assado in Sardegna. Sì, per forza. Grazie Juan. Adesso aspettiamo Alessandro Verlich con l'ultima intervista, eccolo qua. Era seduto, non lo stavo vedendo solo per quello. Ho voluto tenere questa intervista alla fine, Ale, perché io l'ho ripetuto durante l'anno, sai, ne abbiamo parlato, questo termine che ormai mi odieranno i tifosi a casa, il diesel, quindi arrivare nelle partite che contano con la testa, soprattutto un anno anche un po' particolare, travagliato, perché comunque lasciare Calasetta dopo tante stagioni non è facile, con un ruolo dentro di te, è ben chiaro in testa, riadattarsi in questo contesto. Ma quest'oggi, se c'era un giorno e una partita per riscattare magari una stagione, era proprio questa, e quest'oggi sei entrato con una faccia e un atteggiamento da grande campione. Grazie mille Fabri, grazie mille. Sì, queste partite a me piacciono più di tutte ovviamente, quindi ho aspettato tanto, sono stato un po' sfortunato, non è per giustificarmi ovviamente, ma l'infortunio inizio anno, come hai detto tu giustamente, cambiare realtà e quindi trovarmi proiettato in una realtà molto, molto grande con giocatori di alto livello, è tutto diverso, quindi
magari è stato un po' destabilizzante sotto certi punti di vista, poi adesso è il momento di spingere, di dare tutto, quindi non ci sono più scuse. Oggi più che mai non c'erano scuse, quindi bisognava dare il 100%. Si è visto soprattutto in quelle situazioni da gioco rotto, dove solamente chi ha la voglia di decidere queste partite lo fa, e voi tutti insieme vi siete compattati, lavoro mentale importantissimo in questo momento. Sì, assolutamente. Beh, questa squadra è stata costruita con tanti giocatori esperti di talento ed è giusto che in queste partite esca quello che deve uscire, quindi è andata nel modo giusto ed abbiamo raggiunto quello che volevamo raggiungere. E ora si affronta l'Olimpia Cagliari in finale nel remake di quella che è stata la semifinale dell'anno scorso. Ti chiedo così a bruciapelo, cosa serve per non commettere forse quegli errori che sono stati fatti in gara 2, con una squadra che è comunque giovane ma dimostra di essere già esperta, quella dell'Olimpia? Assolutamente, è una bellissima squadra, sono tutti ragazzi molto, molto bravi, con tantissima voglia e ragazzi promettenti, però secondo me noi non dobbiamo temere nessuno, con tutta l'umiltà di questo mondo, però a parer mio se noi giochiamo come sappiamo giocare e tutti insieme non dobbiamo temere nessuno. Poi la palla è rotonda, il basket è strano, loro sono molto bravi, però noi dobbiamo guardare noi stessi e noi siamo una grande squadra quando vogliamo essere. Delle volte sembra che ci facciamo i dispetti da soli, però quando vogliamo giocare sappiamo giocare. Questa è anche la croce edilizia delle grandi squadre e io chiudo così salutando gli amici di Castelnuovo e anche tuo padre che ci segue da Novara. Grazie Ale, davvero un piacere. Sennori in finale, mentre passa anche la nostra locomotiva, che è il nostro Andrea Cordeda. Grazie amici a casa, grazie davvero, ci vediamo in finale domenica prossima su questo campo. Non vi svegliamo ancora l'orario, rimanete connessi, sempre forza Sennori.